Una chiesa madre, pur grande e maestosa, non è riuscita ad accogliere tutti i cittadini favaresi e non solo, che sono venuti oggi qui a rendere omaggio a questi due giovani figli di Favara, a Daniel e Alberto, periti durante il loro lavoro in un incidente nei pressi di Roma. Tutta Favara, con in testa il sindaco, ma anche e soprattutto i loro amici del gruppo folcloristico Fabaria Folk, i loro colleghi della Patti Tour, i ragazzi e la dirigenza della Pro Favara hanno voluto rendere omaggio a queste due giovani vittime. Favara piange ancora morti in un 2023 davvero disastroso. La Chiesa, dicevamo, gremita, ha sentito l'omelia di Don Giuseppe Cumbo, che è venuto qui proprio per dare l'estremo saluto ai due ragazzi. Oggi non ci sono parole, il rammarico, il dolore che colpisce l'intera collettività, che purtroppo va avanti ormai da tutto il 2023. Abbiamo avuto troppe tragedie, troppe disgrazie. La nostra collettività ogni volta cerca di reagire, cerca di andare avanti, ma non è semplice. Queste tragedie colpiscono e segnano tantissimo le nostre vite. Favara piange, Favara si commuove, Favara rende omaggio a questi due suoi figli. Doveroso, oggi la partecipazione sarà tantissima, già tanti giovani. Ricordiamo che facevano tutte e due parte del gruppo folcloristico, hanno cresciuto intere generazioni, oggi sono tutti presenti qua a rendere l'ultimo omaggio. Non ci sono parole, siamo qua e cerchiamo di dare l'ultimo saluto a questi nostri ragazzi. Sulle bare dei due amici, i gilet del gruppo folcloristico, dove erano stati insieme e dove avevano condiviso tanti momenti di gioia nelle tournée in Italia e all'estero. Nessuno dei presenti in chiesa è riuscito a trattenere le lacrime quando la sorella di Daniel, Liliana, lo ha ricordato. Toccante anche il ricordo dei compagni del gruppo folk che hanno ripercorso i momenti di allegria vissuti insieme dai due sfortunati giovani che hanno percorso l'ultimo cammino insieme. Emerge di Alberto e di Daniel, che riuscivano a spendersi per dare gioia agli altri. State pronti, con la veste stretta ai fianchi, con la lucerne accese, simbolo di una vita vissuta nella quotidianità, nella fedeltà a quello che è il proprio dovere, con la capacità di spendersi per gli altri, per il bene degli altri. E dicevo, questa parola ci dà consolazione, perché poi Gesù continua e dice: coloro che sono trovati così, cioè fedeli al loro lavoro e capaci di spendersi, sono coloro che Gesù stesso dichiara beati. Io speravo ti trovassi una brava ragazza e che ti sposassi. Sai quante cose avrei fatto per il tuo matrimonio? Invece abbiamo dovuto organizzare il tuo funerale. Voglio gridare la mia frustrazione, il mio senso di impotenza, ma ho solo la forza di piangere nel tuo dolore. Te ne sei andato con il tuo amico per sempre, Alberto. Siete cresciuti insieme, quante esperienze, i viaggi, gli amici, il ballo. Eravate così felici di essere anche colleghi, due veri amici per la vita e per la morte. Perché? Dov'è il senso di tutto ciò? Adesso io vedo solo il buio, il nulla, ma voglio avere la forza di credere che ora siete insieme lassù a rompere le scatole agli angeli. Non dimenticheremo mai la vostra pazienza, che sono ispirazione per tutti noi e per tutti quelli che adesso conoscono la vostra storia. Che conchiglia in mezzo al mare, spostate dalla corrente, in mezzo alla marea, alle onde di un mare mai si agitato. Non dimenticheremo mai ciò che siamo stati e ciò che saremo dovuti ancora essere. Non dimenticheremo mai i nostri sorrisi. Un sigillo sul cuore con i vostri nomi, Alberto e Daniel. Grazie e buon anno in cielo troppo presto per chi vuole tornare con noi. Vi abbiamo amati, vi amiamo e vi ameremo.